Ore 13, buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre ogni giovedì insieme alla CGIL risponde, quindi cominciate a approfittarne a prenotarvi, a telefonare allo 042216269798, vedete il titolo che abbiamo scelto oggi è un po' legato all'attualità, ma abbiamo tanti altri temi di cui discutere, decreto dignità, ma la dignità di chi? Insomma, su questo ci stiamo interrogando, viste anche le polemiche delle ultime ore, la divisione un po' su questo tra Lega e 5 Stelle che sono al governo insieme, si attende poi quelle che saranno le modifiche da parte del Parlamento. Allora saluto e ringrazio Rossana Careddu, buongiorno, ben trovata, ciao Rossana, del NIDIL CGIL, e Fabio Zamperla dell'Ufficio Vertenze. Buongiorno. Buongiorno. Allora Fabio, ma può essere che poi arrivino tutta una serie di ricorsi da parte dei lavoratori per l'applicazione di questi nuovi contratti? Ma ti direi che dipende molto dal datore di lavoro e dai datori di lavoro, questo certo, più sì. che dalla norma in sé, perché questo decreto dignità sembra un po' un ritorno al passato, un ritorno di una parte della normativa precedente al famoso decreto Poletti e quindi precedente al Jobs Act, periodo durante il quale i contratti a termine non potevano essere reiterati oltre i 36 mesi, vabbè, ma soprattutto necessitavano di una causale, quindi di una motivazione reale. Sì, ecco, la parola causale di cui si parla tanto in questi giorni, mi stai rinnovando perché scrivimi qual è il questa motivo? cosa, perché sì. è da tener conto che era stata tolta. Era stata tolta perché la normativa stabilisce che il contratto tipico è il contratto subordinato a tempo indeterminato, non a termine, è una deroga al contratto a termine del normale contratto di lavoro. Quindi la norma giustamente diceva: se tu vuoi fare un contratto a termine, quindi derogare il contratto a tempo indeterminato, devi dirmi il perché. Il lavoratore deve essere a conoscenza del motivo per il quale tu, per quel determinato periodo, hai bisogno di lui. A seguito del decreto Poletti, purtroppo hanno tolto questo principio, quindi il datore di lavoro poteva rinnovare per 5 volte nell'arco di 36 mesi il contratto a termine senza specificarne la motivazione. Ora è diventato 4 rinnovi massimi e un totale di 24 mesi, e la causale, da quello che sembra da una prima, diciamo, dalla prima stesura del decreto, è necessaria solo dopo i primi 12 mesi, quindi nella seconda parte del rapporto di lavoro i primi 12 dovrebbero rimanere a causali. Quindi è una via di mezzo in realtà tra la precedente normativa e quella in vigore tutt'oggi. Per rispondere alla tua domanda, la vertenzialità, certo che c'è il rischio che possano aumentare le cause e le vertenze per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma se i datori di lavoro applicano la norma come va applicata e come andava applicata anche prima, è impossibile che ciò avvenga. È chiaro che se viene a mancare la buona fede nel rapporto datoriale con il proprio dipendente, il rischio c'è. È da tener conto che, come è formulata attualmente la norma, il dipendente, il lavoratore è in costante situazione di sottomissione. Lo so, uso un termine forte, però il fatto di farsi rinnovare il contratto senza una causa comporta di conseguenza il fatto che il lavoratore è alla mercé del datore di lavoro, il quale può richiedere, non so, straordinari pagati fuori busta, se pagati, oppure richieste. Invece c'è qualcosa di indicato che limita... Beh, se c'è una causale ed è reale, il datore di lavoro deve limitarsi ad applicare il contratto in forza di quella motivazione. Quindi se c'è un picco di lavoro e c'è necessità di svolgere 8 ore lavorative, dovrà inserire in busta paga lo straordinario. Quello di cui invece leggiamo in queste ore è che potrebbero tornare i voucher, non so se avete visto.
Sì. Che altro tema, insomma, caro alla CGIL. Perché Sì, sappiamo, la CGIL aveva raccolto le firme per fare un referendum. Un referendum che poi è stato evitato. E poi è stato evitato e quindi noi siamo anche felici perché diciamo che l'obiettivo è stato portato a casa, anche se probabilmente c'era la necessità anche di sentire l'elettorato cosa ne pensava per non trovarsi adesso nella situazione di far rientrare dalla finestra ciò che si è fatto uscire dalla porta. Vediamo quello che si deciderà. A una prima analisi sembrerebbe che anche questo è un ritorno al passato, cioè l'applicazione dei voucher per determinate tipologie di rapporti di lavoro, tipo i lavori agricoli per le vendemmie, gli stagionali, gli stagionali. Basta che resti quello e che poi non diventi come in passato. Il rischio è che, insomma, che si utilizzi questo cavallo di Troia per poi aprire altri... Vi ricordo 0422 1626 798. Rossana, tu cosa dici invece? No, io volevo fare una breve parentesi su questa cosa dei voucher, perché in realtà bisogna specificare che non è che torneranno i voucher come erano prima, cioè non ci saranno tecnicamente gli scontrini al tabacchino, perché allora forse bisogna fare un passaggio ancora prima. Dopo che c'è stata la proposta di referendum che è stata posta nel nulla con l'intervento del governo che ha evitato si celebrasse il referendum. Per cui c'è stato questi nuovi voucher, chiamati anche Presto, prevedono una procedura molto farraginosa: iscrizione nelle piattaforme INPS, versamento di soldi, comunicazioni prima dell'utilizzo del lavoratore e pagamento del lavoratore il mese dopo rispetto all'esecuzione della prestazione. La cosa che si intenderebbe fare adesso con l'introduzione dei voucher per gli stagionali e per gli agricoli è solo di rendere più agevole questa procedura, cioè non per forza ci deve essere la comunicazione preventiva un tot di giorni prima con scritto io chiedo questo lavoratore che svolga questa prestazione dal al. Non c'è più la richiesta di questa comunicazione preventiva, quindi si snellisce. Metteva un po' in crisi il datore di lavoro? Assolutamente sì, cioè c'è stato completamente sì, però prima un calo. c'era il problema contrario. No, allora prima di fatto l'utilizzo... Cominciava a lavorare, se c'era bisogno, c'era il rischio di un controllo, sappiamo alcune storture, no? Cioè, le storture c'erano tutte, ecco. cioè si dava un voucher, veniva a lavorare questo ragazzo, se sapevo che arrivava il controllo, c'era il rischio, attivavo il voucher. Il voucher. Assolutamente questo c'erano situazioni, esatto, c'erano situazioni in cui un lavoratore poteva lavorare a voucher come se fosse un part-time, quindi c'è stata la completa liberalizzazione. La liberalizzazione è stata arginata moltissimo da questo nuovo strumento che ovviamente è diviso tra utilizzatori come le imprese e famiglie, che ha portato sostanzialmente allo svuotamento, cioè non si utilizza più questo strumento perché è troppo farraginoso. Siccome ci sono dei lavori per cui questi voucher, questo modo snello di utilizzare il lavoratore è necessario, perché in agricoltura la raccolta delle mele e la vendemmia ovviamente... Certo, ha un periodo definito, bravissimo, no? Cioè un periodo definito che serve bisogna avere una sorta di flessibilità, però velocità nelle prestazioni lavorative. E quindi siccome i voucher vecchi erano stati introdotti proprio per queste categorie di lavoratori, adesso si intende snellire la procedura sempre per queste categorie di lavoratori. Certo. Allora, telefonate da casa 0422 1626 798, ve lo ricordo, chi c'è? Pronto? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Paradosso, io vorrei porre una domanda. A suo tempo io, prima di sposarmi, ho lavorato 10 anni nel privato, in una fabbrica, versando i contributi e tutto quanto era richiesto, però poi mi hanno detto da sempre che i miei sono troppo pochi per essere ricevuti e che andranno nel pozzo fondo dove ognuno mette ma nessuno sa dove va il denaro. Nello stesso periodo avevo delle amiche che sono entrate nel pubblico e con 15 anni sono andate in pensione e ricevono tuttora la pensione, ridicolarizzando la sottoscritta e migliaia di altre donne venete in questo punto, che essendo e avendo lavorato nella fabbrica privata
non hanno percepito questo, diciamo... Però signora, allora, a parte che la sentiamo poco, chiedo in regia se ci possono aiutare con il livello in studio, ma lei quanti anni ha lavorato però allora, a differenza della sua amica? Anni, 10 anni. Quanti? 10. E quindi non c'era comunque la possibilità di maturare? Io all'epoca ho chiesto se potevo pagare al di fuori, gli altri mi sembra che ce ne fossero 5 o 6 di contributi a versamento speciale, e mi hanno detto che non era possibile e che i miei cosiddetti indotti dei 10 anni sarebbero andati perduti per la sottoscritta, e così è stato. Sì. Perché guardi, io a tutt'oggi non recepisco nessuna pensione. No, ma è così signora, è così ed è vero, cioè nel senso è stato per un periodo 15 anni, poi è diventato 20, ora di nuovo 15 credo, il minimo periodo di lavoro per poter maturare una pensione, e quindi al di là che sia nel pubblico o meno, anche che fosse stata nel privato, questa sua amica 15 anni avrebbe maturato la pensione così come è stato. Lei purtroppo era sotto questa soglia e quindi non ha maturato niente. Ne parliamo spesso. Ma mi hanno detto che non era possibile mettere gli altri a scopo privato, anche se mi mancavano 5 anni, mi hanno detto che non si poteva fare nulla. Questo a mio giudizio è una presa in giro, e chiedo anche a certi sindacati e sindacalisti quanto hanno fatto per chi ha lavorato in queste condizioni, perché sappiamo che in Veneto poche decine di anni fa era pieno nelle fabbriche di 14enni e 15enni. Sì, certo. Grazie signora, buongiorno. È chiaro, non so se volete aggiungere qualcosa, poi andiamo in pubblicità. È un problema di normativa che può essere messo in discussione e sicuramente ci sono state delle storture. Purtroppo i contributi possono essere versati volontariamente solo in determinate situazioni. Questa è la norma, si può decidere di fare delle valutazioni in merito ad essa, però non c'è una risposta concreta da poter dare alla signora purtroppo. Allora, ci fermiamo per un minuto, tra poco, e poi entriamo nel vivo ovviamente delle tematiche che seguite voi. A tra poco. Allora, ore 13, 0422 1626 798, ve lo ricordo, tra l'altro abbiamo segnalato anche attraverso la nostra pagina di Facebook il post con l'annuncio della puntata di ore 13 oggi, potete commentare se volete oltre che al telefono appunto anche attraverso i nostri social. Dicevamo Rossana che adesso in questi giorni con il decreto dignità, con gli annunci soprattutto di Luigi Di Maio, si è posta l'attenzione su un mondo forse poco conosciuto, che è quello dei cosiddetti riders. Chi sono? Cioè i ragazzi che con motorini, biciclette consegnano a casa, posso semplificare? Cioè sono totalmente dimenticati al mondo del lavoro? Allora, no? è una sorta di ritorno dei Pony Express degli anni 90, solo che queste persone, questi ragazzi, consegnano il cibo a domicilio con i propri mezzi. Quindi o la propria bicicletta o il proprio motorino. Non è messo a disposizione? No, cioè loro hanno come datore di lavoro, si interfacciano con una cosiddetta piattaforma, quindi scaricano un'applicazione sul cellulare, parlano, interagiscono con questa piattaforma, danno delle disponibilità per dei turni, la piattaforma li inserisce in questi turni e dopodiché vengono chiamati per andare al ristorante e consegnare il cibo a domicilio con i loro mezzi. Il problema che si è posto... Visto di quello che si è lamentato, è stato licenziato allora, c'è tutto un sistema di praticamente, cioè attraverso il telefonino, poi in telefonata. Stamattina c'era la notizia di un rider che è stato licenziato perché si è iscritto a un sindacato. Esatto, lui si è iscritto al sindacato e quindi poi è stato licenziato attraverso un licenziamento nuovo, mettiamola così. Beh, c'era quello via WhatsApp di qualche mese fa, quindi anche ti quello è bannano dalla piattaforma. Cioè loro non ti consentono più di accedere ai turni e di prenotarti, quindi di fatto ti licenziano, perché tu non entri più, non puoi più lavorare per loro.
Quindi è un nuovo metodo, una nuova metodologia. È tutto nuovo, nel senso che essendo un algoritmo, essendo una piattaforma, facciamo anche noi fatica a codificare. Ma di quanti ragazzi stiamo parlando, ragazze e ragazzi in Italia? I numeri non si sanno, nel senso che le organizzazioni, ragione, no? Queste persone si sono organizzate tra di loro. A Bologna c'è un'organizzazione molto forte. Poi ricordiamo il caso Foodora di Torino, che hanno fatto quello sciopero e si sono organizzati perché, ad esempio, hanno stabilito che quando ci sono delle condizioni meteorologiche avverse, quindi se nevica, questi non escono in bicicletta a consegnare da mangiare, perché si possono fare male. Cioè, certo. A Milano un rider è finito sotto un tram. Quindi il problema è che queste piattaforme, ognuna agisce come, con delle forme contrattuali differenti, che però noi non riusciamo ad intercettare, perché appunto loro si sono organizzati con dei sindacati propri, quindi si sono radunati e si sono organizzati in questo modo. Il problema è che secondo me queste persone hanno bisogno di tutela e adesso c'è il tavolo, è in corso il tavolo con CGIL, CISL, UIL e Di Maio, perché appunto a seguito della sentenza Foodora, dove il giudice ha detto no, i rider non sono assolutamente lavoratori subordinati perché hanno i loro mezzi, perché possono decidere se lavorare oppure no, perché se ti propongono un turno tu puoi dire di no, dimenticando però che è prevista una sorta di classifica, certo, di gradimento. Più rifiuti, più finisci in oppure basso, la persona a me porta. Ma sono di fatto pizza. partite IVA in qualche maniera questi ragazzi? Pur non avendola, immagino. Anche cioè, no. no. Cioè, sono autonomi, sono lavoratori ufficialmente autonomi. Esatto. Ufficialmente, come diceva Rossana, questo licenziamento, si parlava di licenziamento, in realtà non è un licenziamento, ma semplicemente il datore di lavoro decide di non chiamarti più, di non utilizzarti più, ma nella sostanza si tratta di un licenziamento, perché questo dipendente non verrà più richiamato a svolgere le sue mansioni. Ma la sentenza di Torino... Cioè, quindi siamo nel totale Far West però, no? Esatto, Cioè, non c'è nessuna tutela. Esattamente, la sentenza di Torino è in un certo qual modo coerente, ma nella sua coerenza è drammatica proprio per questo, perché ufficializza il Far West, ufficializza il fatto che semplicemente formalizzando in un determinato modo, cioè in modo autonomo il rapporto di lavoro, senza valutare concretamente come si svolge quel lavoro, ognuno è libero di fare un po' quello che vuole. Penso che, certo. In realtà si capisce che nei rapporti di forza il datore di lavoro, soprattutto se multinazionale, è molto più forte del singolo lavoratore o dei molti lavoratori, anche se organizzati. Ci torniamo, sentiamo la telefonata da casa. Pronto? Sì, buongiorno, Sara Cappellazzo. Prego signora, Io buongiorno. mi riferisco alla telefonata di una signora di 5 minuti fa che parlava che aveva versato 10 anni di contributi e non aveva diritto alla pensione perché al suo tempo ne servivano 15. Ha presente? Certo, sì, Faceva il confronto con una sua amica che invece lavorava nel pubblico e quindi con 15 anni è andata in pensione mentre lei ha recluso il versamento volontario per arrivare a 15. Sì. E fin qua ci siamo, servivano 15 anni per entrambi. E lei ha detto va bene, lei come conduttore, scusi, ha detto va bene, servivano comunque 15 anni per entrambi. Volevo solo precisare che mentre nel pubblico con 15 anni andava in pensione la percepivi subito, anche se ne avevi 25, 30, 35. Nel privato dovevi raggiungere 50, 55, 60 per prendere la pensione. Questa è la grossa disparità. Certo. Ulteriore, la colpa è sempre stata dei sindacati. Io ho lavorato 35 anni nelle fabbriche private e i sindacati, posso dire per esperienza personale, hanno solo rovinato l'industria in Italia e favorito il dipendente pubblico, che il loro bacino elettorale, loro vivono col pubblico. Questa è la mia esperienza. Grazie signora, buongiorno. Buongiorno. Insomma, C'è libertà di opinione. No, nel senso che poi spesso ricordiamo anche le battaglie vinte dal sindacato qui, no, con anche altri vostri colleghi. È normale, c'è a volte questa percezione. Si confonde il fatto di considerare il sindacato quasi come un ente in grado di sconvolgere la vita pubblica e politica del Paese. Non è così, è il Parlamento che fa le norme, il sindacato può combattere, ma il sindacato è un'associazione di lavoratori, ha forza se ci sono i lavoratori che gli danno forza. E ci sono aziende in cui il sindacato è molto forte e riesce a vincere delle battaglie, ci sono aziende dove il sindacato è meno forte
La responsabilità, per carità, sicuramente è anche del sindacato, in buona parte in certe situazioni è stata del sindacato, ma anche la politica meriti... allo stesso tempo è stata molto abile a scaricare sul sindacato, certo, no? Cioè, quindi è anche una lettura doppia. Per chi fa delle battaglie ci sono anche i rischi di perderle queste battaglie, non sempre si riescono a vincerle, ma dipende anche a volte purtroppo dall'appoggio che si ha nelle aziende. Non sempre è semplice se si ha da un lato il datore di lavoro che giustamente e legittimamente cerca di garantire le proprie prerogative, e dall'altro magari ci sono alcuni lavoratori che non sentono un'appartenenza così forte alla propria... Senti Rossana, torniamo ai Riders, Sì. poi aspettiamo appunto altre telefonate, le commentiamo insieme. Quindi tu dici loro si sono organizzati in qualche maniera, ma tutti i ragazzi di tutte queste aziende quindi stanno creando come un No, sindacato diverso, ognuno... Cioè è complicato, nel senso che io lavoro nella categoria NIDIL, che è nuova identità di lavoro, e la cosa complicata di questi nuovi lavori è capirli, perché noi siamo abituati ai lavoratori che vanno nelle aziende. Quindi Questa è sono una nuova realtà, Cioè, quindi, certo. io non so dire se le persone che si sono organizzate a Bologna siano tutti della stessa piattaforma o siano di piattaforme diverse, perché le piattaforme sono molteplici. Non sono una piattaforma che gestisce tutte le consegne a domicilio, ci sono più piattaforme che gestiscono tutte le consegne a domicilio. Certo. Quindi questi lavoratori hanno dei punti di incontro, ovviamente più grande è la realtà, maggiori sono questi lavoratori. La nostra è una realtà molto piccola, quindi è complicato capire quanti sono, se ce ne sono, è complicato capire se queste persone lo fanno come unica fonte di reddito o perché hanno 2 ore alla sera libere. E quindi chi ha 2 ore libere alla sera mi può dire a me sta bene così, io arrotondo e lo faccio perché magari durante il giorno faccio altro, ma ci possono essere persone che lo fanno come unica fonte di sostentamento e che quindi incanalano tutto là dentro e quindi sottostanno all'algoritmo che prevede la classifica di gradimento, perché per assurdo se mi viene consegnata una pizza e il cartone è rotto e a me questa cosa dà fastidio, io alla piattaforma dico la consegna non è stata soddisfacente, il rider va giù di classifica e quindi ha meno chance di essere chiamato al turno successivo. È una sorta di selezione, Quindi c'è un no? giudizio, è chiaro, c'è una selezione. Sì, però il tavolo che c'è adesso è appunto per chiarire che cos'è questa piattaforma. Cioè tu ci vai a danneggiare la singola persona, in quel caso Sì. da cliente, vado a danneggiare quella persona, Sì, quindi però, già anche questa è una cosa da cioè, valutare. il problema che ci si poneva era Posto che magari il cartone non l'ha rotto lui, poi vabbè, al di là ma di infatti questo. cioè, ci sono delle piattaforme che prevedono la consegna dei gelati, cioè se una se arriva sciolto è perché mi hanno messo quella consegna come ultima magari, no? No, ma se arriva sciolto ci può stare, perché luglio, ipotizziamo, cioè ci può stare benissimo, però non ci Certo, può tutto essere... un mondo da studiare. Sì. Tu dici loro si stanno organizzando, ma inevitabilmente può essere che conoscano di più, no? Quel mondo del lavoro lì, proprio perché Sì, se si organizzano definiamolo un sindacato nuovo, però forse hanno l'esigenza di conoscere chi questo lavoro lo fa da tempo per essere No, indirizzati. ma l'esigenza primaria è questa, intercettare queste persone e riuscire a capire a fondo come funziona. Il tavolo adesso c'è ed è importante che ci sia, perché è importante stabilire chi è il datore di lavoro, cioè se queste persone vengono da noi e ci dicono io ho problemi, chi devo andare a cercare? La piattaforma che è un'entità e mi dice no, io non faccio niente perché io metto in contatto solamente le persone. Certo. Comunque di fatto sono i nostri figli, nipoti, insomma, perché mentre studiano magari fanno anche questo, no? Bravissimo. Universitari soprattutto. Sì. Ci fermiamo ancora un minuto, poi torniamo in diretta insieme a voi. Vi ricordo 0422 1626 798, tra poco. Chiaro. Ore 13, torniamo in diretta, vi ricordo 0422 1626 798. Allora, volevi aggiungere qualcosa tu anche Fabio sulla questione dei riders, poi c'è una curiosità che abbiamo scoperto in un'altra pubblicità, quindi la Una diciamo. questione un po' più generica e generale sui riders è legata al fatto
che bisogna rendersi conto che è necessario riconoscere dei diritti a questi lavoratori, ma i diritti si possono riconoscere se vengono concordate le regole di ingaggio tra l'azienda e i lavoratori. Non può essere un algoritmo, una piattaforma che stabilisce quali sono le regole del rapporto di lavoro, perché ad oggi è così, ad oggi è la piattaforma che stabilisce la classifica del lavoratore, quando viene chiamato, quando non viene chiamato, non può essere neanche un soggetto privato a farlo, deve essere il soggetto pubblico che deve stabilire le regole dei rapporti di lavoro. Possono non andare bene, si possono ridefinire, però ad oggi non esistono delle regole ed è questo, come si diceva prima, il Far West e quindi il dramma di questi lavoratori. Dopo, per fare anche una critica ai sindacati, e nel nostro caso alla CGIL, probabilmente dovevamo accorgerci prima di questa situazione, perché ad oggi, come diceva la Rossana, i lavoratori hanno iniziato ad organizzarsi autonomamente e se avessimo allargato lo sguardo anche al di fuori del nostro paese, probabilmente ci saremmo accorti che questa criticità era già presente. Che andava affrontata. Andava affrontata e andavano in un certo qual modo tutelati i diritti anche di queste persone. Sentiamo una telefonata da casa. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Paola, buongiorno a tutti. Volevo chiedere, a quanto so, ma non sono sicura, con i voucher maturano i contributi? Questa era una domanda. Poi, io ho 25 anni, compreso il part-time e anche 8 ore di lavoro. C'è la possibilità per le donne intanto di avere la pensione minima, volevo sapere se è rimasta quella di 20 anni. A quanti anni potrò andare in pensione? Credo forse 67 da quanti parlavano, oppure se per le donne c'è una possibilità di poter andare prima. Dovrebbero mantenere l'opzione donna. Però signora, lei dice... Aspetti Paola, lei dice con quello che succede adesso o con quello che succederà dopo? Entrambi, se è possibile. Allora, non abbiamo rappresentati lo CGIL, quindi li devo preservare perché non sappiamo magari tutto, però il discorso qual è? Qual è diciamo l'assunto di fondo? Che si sta facendo la riforma, la dovrebbero fare, quindi quella dei 41 anni, cioè quella dei quota 100, quindi ieri Boeri ha criticato proprio questa eventuale modifica dicendo che la Fornero non si può toccare di fatto. Chiaramente questo ha aperto uno scontro anche all'interno del governo, all'interno delle stesse forze di maggioranza e quindi bisogna attendere, fino a questo momento bisogna attendere. L'unica cosa che c'è è l'opzione donna e quindi... Sì. Bisogna andare al patronato. La risposta giusta è che la signora Paola si rivolga al patronato e i nostri patronati sono sempre aperti e disponibili a darvi le risposte di cui necessitano i cittadini. La signora Paola però mi pare aver capito che abbia 25 anni, se non ho capito male. Quindi... Di contributi? Ah, di contributi. Sì, ecco, ce ne vogliono 35 e almeno 57 anni di età invece per l'opzione donna, per dire, che insomma vado a memoria. Poi non... Sì, è complicata, però il patronato, cioè se va al patronato gli fanno l'ipotesi. Le fanno tutte le ipotesi e le sanno dare precisamente tutte le risposte del caso, dedica una mattinata. Ecco, patronato Inca. Patronato Inca. Paola, due cose davvero flash, dove abita lei? A Refrontolo. A Refrontolo, ma ha 25 anni e sta lavorando allo stato attuale? No, non sto lavorando. Quindi per questo anche voleva capire se eventualmente può andare in pensione aggiungendo... E se posso rispondere alla domanda, perché ha fatto anche la domanda sui voucher, è prevista la parte contributiva, Cioè nei voucher è prevista la copertura INAIL, nel caso di infortunio durante lo svolgimento della prestazione in voucher, ed è prevista anche la parte contributiva ovviamente, che va a finire in gestione separata. Però di fatto c'è la parte contributiva. Che è meglio non far troppo conto di quello per poter andare in pensione, però c'è una piccola parte contributiva. Il versamento contributivo piccolo c'è. Che io ricordi però non vale abbastanza per... Posso fare una domanda? Sì. Se posso fare una domanda, se negli anni passati io ho vendemmiato con i voucher, per dire, no? E come faccio a diciamo riprendermi quei contributi? No, non è che se li riprende. Non credo siano stati messi.
No, c'è proprio una gestione separata Sì, sono a parte. dell'INPS. Se lei va sempre al patronato le potranno fare l'estratto nel quale lei può verificare la quota di contributi in questa gestione separata e quella invece nella gestione, diciamo, ordinaria. Questa parte però, come si diceva, non andrà a incidere più di tanto sulla sua posizione contributiva per quanto riguarda poi la pensione, la maturazione della pensione, quindi però si rivolga, ripeto, al patronato e le sapranno dare tutte le indicazioni. Grazie Ok. Paola, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Buona mille. giornata. Prima Lucia, io ricordo più volte ne abbiamo parlato qua, che poi alla fine questi grandi contributi con i voucher... No, assolutamente, ma Poi uno no. non è che può fare affidamento sulla parte contributiva dei voucher, perché è una minima parte, Cioè, non è che se uno mi dice io ho vendemmiato 10 anni con i voucher, maturo, cioè, voglio dire... Una pensione, è una parte definiamola normale, no? No, cioè è una parte infinitesimale. Il voucher è lavoro occasionale, Cioè, è nato per quello, cioè non è una contribuzione da lavoro tra virgolette ordinario. Cioè, è proprio quello che noi non volevamo, cioè il voucher non è uno strumento, un contratto, non so neanche come definirlo, di lavoro ordinario, cioè ci sono tanti altri tipi di contratti che possono essere applicati, che prevedono una contribuzione ordinaria e corretta e che consentono la maturazione dei contributi per poter andare in È pensione. stato uno strumento per cercare di limitare il lavoro nero in qualche modo. Sì, poi abusatissimo e quindi ha Infatti. creato un po' di confusione. Fabio, prima della pubblicità, diciamo quella cosa lì, dei contratti a tempo determinato. Sì. Cosa non bisogna mai fare? Allora, nei contratti a tempo determinato non bisogna assolutamente mai dare le dimissioni, se non per giusta causa, prima del termine stabilito nel contratto, perché purtroppo c'è questa idea, che è diventata ormai quasi una leggenda metropolitana, che sia sufficiente dare il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo per poter dare le dimissioni. Non è così, questo vale per il contratto a tempo indeterminato, il periodo di preavviso. Nel contratto a termine, l'elemento essenziale del contratto a termine è proprio il termine, il suo termine, quindi né il datore di lavoro può licenziare prima di quel termine, salvo per giusta causa, logicamente, né il lavoratore può dare le dimissioni prima. Chiaramente se non viene retribuito c'è la giusta causa e può decidere di dare le dimissioni, ma se il rapporto si svolge correttamente il lavoratore deve arrivare al suo termine, salvo un accordo tra le parti scritto nel quale Esatto, cioè attenzione, se vi trovate male, se trovate un'altra occasione, non è che con il contratto a termine potete, passati 2 mesi invece degli 8, 6, 20, quelli che sono, licenziarvi dando il preavviso, perché non si fa, No. altrimenti rischiate addirittura... si rischia la richiesta di un risarcimento danni, perché il datore di lavoro può effettivamente subire un danno dalla mancata prestazione lavorativa e imputarlo al lavoratore. L'imprenditore lo sa di solito o può capitare anche l'inverso? Beh, diciamo che gli imprenditori normalmente e legittimamente sono seguiti da consulenti del lavoro, Quindi da sanno associazioni che non datoriali possono- e prima di fare alcunché si informano e sanno come comportarsi più delle volte, insomma, anche perché la comunicazione al centro per l'impiego delle dimissioni lo fa un consulente e il consulente può dare l'informazione al datore di lavoro. Bene, ultimo break, ci fermiamo per 1 minuto ancora e poi torniamo con i nostri ospiti, a tra poco. Ore 13, ancora in diretta a discutere il decreto dignità e non solo. Vi ricordo 0422 1626 798. Allora, Rossana, tu volevi aggiungere una cosa che giustamente è importante a quel che diceva poco fa Fabio, cioè ve lo rispieghiamo: se avete un contratto a tempo determinato va rispettato quel periodo, a meno che non ci siano determinate motivazioni, il licenziamento per giusta causa, un accordo con l'imprenditore, ma se pensate di andarvene prima non potete dare Classico periodo di preavviso. non potete dare il preavviso perché non è un contratto a tempo indeterminato, quindi rischiate anche una causa su questo fronte, no? La specificazione che volevo fare è che, allora, prima di tutto che questa cosa che ha specificato Fabio non è previsto da una norma ma è giurisprudenziale, perché molte volte i lavoratori sono venuti anche da me a dirmi no, non è vero, io non l'ho letto da nessuna parte. È la giurisprudenza che dice questo. Però è previsto il limite di recesso anche dall'altra parte, cioè se il datore di lavoro licenzia il lavoratore
che ha un contratto a tempo determinato prima della scadenza del termine, automaticamente in capo al lavoratore scatta un diritto, che è quello di chiedere il pagamento delle retribuzioni fino a scadenza del termine. Cioè se l'imprenditore mi lascia a casa e non è informato, come dicevamo poco fa, Esatto, può succedere. Mi lascia a casa, pur avendo il contratto di 6 mesi, mi lascia a casa al terzo mese. Esatto, io lavoratore tecnicamente ho diritto di avere le retribuzioni fino a termine. Quindi se dovesse succedere a qualcuno che viene licenziato prima della scadenza del termine, faccia un passaggio, perché questa cosa qua può essere utilizzata. E quindi è importante sapere anche questo, cioè il limite di recesso c'è sì dalla parte del lavoratore ma anche dall'altra parte. A meno che non sia licenziamento per giusta causa. Se ci sono dimissioni per giusta causa, lì non Quindi è che ecco, uno vi può. abbiamo spiegato un paio di cose nuove. Diventa una almeno, sorta di risarcimento del danno per il mancato guadagno, perché il lavoratore si aspettava di ricevere una retribuzione, quindi Fino a... organizza la sua vita in ottica di quel contratto, Certo. che comporta un Certo. Telefonata da casa, sentiamolo subito. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Niente, io ho 40 anni di contributi, Sì? 59 anni di età, Sì? e cosa c'è per me per la pensione? Sono disoccupata perché mi hanno licenziato e ho finito la mobilità a dicembre. È andata a rivolgersi a una sede del sindacato, il CGIL, per informarsi, no? No, ma volevo sapere attualmente cosa ci poteva essere, per esempio, cioè, quei precoci, cosa ci vuole? Guardi, allora, ripeto, non sono ospiti che seguono il settore pensionistico, però da quello che lei ci ha detto, in teoria l'opzione donna potrebbe essere, perché ha superato i 35 anni di contributi e i 57 anni di età. Quindi io le consiglio, vada agli uffici del patronato Inca. Sempre patronato Inca, Sì. sempre patronato Inca, e faccia tutte le verifiche del caso, così con quello che lei ci ha detto potrebbe usufruire dell'opzione donna. Ma l'opzione donna l'avevano tolta, c'è ancora adesso? Che io sappia è stata rinnovata, ne avevamo detto anche qualche settimana fa proprio con lo SPCGL. È stata rinnovata? Sì, però signora, adesso ci sarà una riforma in corso, quindi cambierà tutto, probabilmente verrà assorbita, verrà mantenuta, su questo non lo sapremo. Attualmente potrebbe esserci questa Siccome soluzione. sono diritti importanti da far valere, è necessario informarsi bene, signora, quindi io le consiglierei proprio di rivolgersi al nostro patronato, anche magari facendo un passaggio prima allo SPI, se desidera, che è il sindacato dei pensionati, e sicuramente le daranno tutte le informazioni, così ad una prima analisi sembrerebbe che lei abbia diritto appunto all'opzione donna, però non possiamo darle un'informazione certa, si rivolga al patronato. Grazie signora, buongiorno. 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 Vi ho detto che poi qui è il chiamo risponde, il telefono amico, perché noi ovviamente tutti i giovedì diamo delle risposte, quindi, e le pensioni sono uno dei temi più caldi certo. in Uno assoluto. dei problemi quindi anche più attuali, oggettivamente. sì. sarà un bel divertirsi nei prossimi mesi, quando dovremo spiegare che cosa succede, poi vedremo. A proposito, torniamo al decreto dignità, Fabio, quindi dicendo che il decreto è stato approvato, ci vuole il tempo per l'applicazione, questo ovviamente lo sappiamo. Sì, Poi dovrà anche essere comunque ratificato dal Parlamento, convertito dal Parlamento in legge, quindi potrebbero anche esserci delle modifiche successivamente. Quindi, Esatto. Ma se io ho un contratto a tempo determinato in essere, quello non viene toccato. No, entra in Quindi non vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Esatto. E poi ci sono i 60 giorni, perché non è un decreto legislativo, è un decreto legge. Esatto. 60 Sono 60 giorni per essere convertito. Dopo 60 giorni ci deve essere la conversione. Esatto. Però non è che non è ha applicabile, un valore retroattivo. non è no? applicabile chiaramente ai vecchi contratti, ma ai nuovi contratti a termine. E è interessante in riferimento alle eventuali vertenze, si è parlato abbastanza in questi giorni che secondo un'industria e i vari consulenti c'è il rischio di un aumento della vertenzialità. Come dicevo prima, dipende molto Gli imprenditori sono molto preoccupati. sono preoccupati, ma come si dice, male non fare, paura non avere. In realtà un rischio di aumento di vertenzialità c'è,
perché più cause, c'è questo rischio? C'è il rischio di più cause, ma come dire, è l'applicazione di un diritto. Cioè, tu dici c'è il rischio di cause, ma perché prima c'era un diritto, c'era un'assenza di diritto, che era quello di riconoscere al lavoratore un contratto normale, che è un contratto a tempo indeterminato, perché bisogna tener conto che non solo è importante la quantità. È un paese in cui, certo, magari potessimo assumere tutti a tempo indeterminato, no? Quindi certo. c'è la flessibilità, serve. Ma la flessibilità serve, però la flessibilità deve avere delle regole. Cioè, non è che la flessibilità deve andare per forza a discapito del lavoratore. Cioè, il fatto che in questo decreto legge siano previste delle causali è fondamentale. Cioè, tu puoi assumere una persona a tempo determinato per determinati motivi. Non è una cosa così, cioè, non è una cosa così scontata, perché se l'ha normato adesso, che tra parentesi, volevo fare un inciso, era previsto anche all'interno della nostra Carta dei diritti il fatto che il contratto a termine fosse con causa, che avesse una causa, cioè l'avevamo scritto. Prima non era, cioè fino adesso fate un non è esempio di stato causa? così. Cioè, perché secondo me non si fa altro che discutere di questo. Però io ho capito, mi rinnovato il contratto a tempo determinato con una specificazione, cioè cosa vuol dire? Un'azienda metalmeccanica che improvviso ha una commessa sostanziosa. Quindi il mio contratto scadeva ieri, me lo rinnovano. Ha un aumento della produzione, necessita di più dipendenti per poter produrre quel bene, stipula dei contratti a termine, quindi per il periodo necessario a... Bene, vi faccio l'altro esempio, cioè questa azienda mi dice che siccome ci sono tanti frigoriferi, no? Ricordiamoci qualcosa di qua vicino, ho un frigorifero, quello che è per questa commessa, quindi viene scritto, cioè il lavoratore viene prorogato, viene rinnovato questo contratto a tempo determinato per rispondere alle esigenze dell'azienda per questa commessa, ma la domanda è, e se poi ci sono, cioè, mi posso occupare anche di altri lavori? No, ma non è che viene scritto per questa commessa. Ecco, è questo che volevo capire, quanto la causalità è definita. La norma prevede 3 punti A, B, C, che una di queste è particolari esigenze aziendali, picchi produttivi, non so come le hanno chiamate. Quindi è generica. Deve indicare che la motivazione è questa. Poi ovviamente se il lavoratore viene da noi e dice non c'era il picco, cioè, facevo sempre quello che facevo prima, quindi il rinnovo di fatto non è stato fatto con oppure la causa non viene inserita perché viene rinnovato senza inserire la causa. In questo caso il lavoratore può venire da noi, si apre qua la parte vertenziale, no? Perché la causa all'interno del contratto diventa un elemento essenziale. Cioè, come è un elemento essenziale il termine da rispettare, diventa un elemento essenziale la causa, che fino adesso non c'è stata. Poi la causa sarà valutata a livello giurisprudenziale, perché ripeto, questa norma in realtà in parte c'era già in passato, cioè questa è stata una breve parentesi nell'arco del diritto del lavoro italiano e il periodo durante il quale non era prevista la causa nei contratti a termine. Prima del decreto Poletti, che se non ricordo male è del 2014, quindi parliamo di 4 anni fa, era prevista la causa. Sì, è stato il ministro Poletti a togliere la causalità. Esatto, no? E la giurisprudenza aveva chiaramente indicato, la norma era generica, perché giustamente le norme devono cercare di disciplinare il maggior casi possibile, la giurisprudenza aveva indicato degli elementi per far capire quali dovevano essere chiaramente i paletti che limitavano una eccessiva ampiezza di interpretazione dell'eventuale causa, perché chiaramente se si dovesse scrivere come causa aumento del picco del lavoro, è chiaramente generico, delle indicazioni vanno date. Poi nel concreto delle cause il giudice valuta se c'era o non c'era quel picco. Sì. E non è poi così impossibile valutarlo, perché la commessa o c'è o non c'è. Certo.
Oggi come oggi non serve fare questo, è sufficiente che il datore di lavoro decida di fare dei contratti e terrà sempre sotto scacco il lavoratore, che per avere un rinnovo sarà magari disposto a svolgere le proprie attività in modo, diciamo, fuori dalle Comunque aspettiamo l'iscrizione in Gazzetta Ufficiale e poi eventualmente e da lì diventa quindi l'arco di 15 giorni. Faccio una domanda, quindi se qualcuno ha il rinnovo, cioè scade fra 15 giorni il contratto e quindi viene rinnovato, da quel momento si dovrebbe applicare subito la causale anche su un contratto che, diciamo, si stende su uno precedente. Allora, in teoria andremo a vedere la norma, certo, però credo di sì, perché sono due contratti diversi, non sono il medesimo contratto. Chiaro. Non è, cioè, si applica fino alla scadenza di quel contratto. Se il contratto a termine è esistente anche dopo, è sorto prima dell'applicazione di questa norma, ma continua e prosegue successivamente, chiaramente si applica la vecchia normativa, ma se nel frattempo dovesse scadere il contratto, al nuovo contratto dovrà essere applicata la nuova normativa. Quindi dovete controllare anche questa cosa. Certo, certo. È importante per la causa, stavo dicendo prima, perché nel caso in cui non venisse inserita o non fosse regolare, diciamo così, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Quindi non è che non esiste il contratto, esiste, ed esiste con le maggiori tutele che vi sono nel rapporto di lavoro. Rispiega bene questo, cioè un contratto viziato da una causa inesistente o illegittima, quindi non sussistente. Quindi quello che diceva prima Rossana, cioè io vado poi dico guardate che non c'era nessun picco, era scritto così nella causa, condannerà l'azienda all'assunzione a tempo indeterminato, a riconoscere quel contratto come a tempo indeterminato. Grazie a Rossana Careddu, grazie a Fabio Zamperla, a voi per averci seguito. Ricordatevi oggi come sempre telegiornali a partire dalle 18:30, telegiornale del Veneto, poi Venezia e Treviso invece alle 19:30, poi 20:10 e la nostra prima serata. Grazie e buona giornata su Antena 3.